Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. Ma sapete perché oggi vi ho portato qui di fronte ad un campo arato? Perché proprio questa settimana una nostra ospite, nonché amica, mi ha fatto delle domande un po' strane in merito a frutta e verdura che secondo noi non sono propriamente di stagione. E quindi io ho avuto il dubbio di come spiegare il concetto della stagionalità di cui tanto abbiamo parlato e pensavo che forse sarebbe stato importante portare qualche persona, quando arriva qui a Valgrande, portarla a passeggiare di fronte ad un campo, di fronte alla campagna, e vorrei che le persone un po' si abituassero ad osservare, a guardare quello che succede nelle nostre campagne in questo momento, a vedere quello che si ritrovano di fronte, come me in questo caso, che ho di fronte un campo arato in questo momento perché possa rimanere a riposo durante la stagione invernale. E osservando questo potremo tutti capire che la natura in questo momento sta andando verso il periodo del riposo, verso il periodo della tranquillità. Infatti, se noi osserviamo questo campo, le nostre campagne, nei mesi di maggio, giugno, luglio, potremmo pensare che i colori non sono questi, che ci troviamo di fronte a degli alberi pieni di foglie, a degli alberi pieni di frutta e a degli appesamenti di terreno dedicati alle coltivazioni dell'orto. Ora, osservando questo, potremo forse capire che cosa è bene, che cosa è il frutto e la verdura di stagione e quali sono invece la frutta e la verdura che possiamo trovare in questo periodo dell'anno nelle nostre campagne, nei nostri terreni, diversamente invece da quello che si può trovare nella grande distribuzione, dove ormai ci siamo abituati a vedere e anche a volte acquistare frutta e verdura proveniente magari da altre parti del mondo che non sono propriamente prodotti locali. Se noi vogliamo però avere la certezza di mangiare qualcosa che sia locale e prodotto nel nostro territorio, è bene abituarci ad osservare quello che avviene attorno a noi. In questo momento, infatti, in tantissimi ristoranti, in tantissime trattorie, si vanno a proporre i prodotti della stagione e in questo momento stiamo parlando di stagione autunnale. I piatti quindi che si potranno assaggiare saranno piatti a base di frutta, come il melograno, come le mele cotogne, oppure piatti a base di zucca, piatti con le preparazioni che contengono i funghi e via a seguire. Se siete curiosi quindi anche voi di iniziare a fare qualche piccolo esercizio di osservazione, io vi invito a frequentare gli agriturismi e le trattorie locali e potrete in questo periodo quindi assaggiare tutta una serie di preparazioni con i prodotti locali e con i prodotti del nostro territorio. Anche noi qui a Valgrande questo fine settimana andremo a proporre quindi piatti con i funghi, la zucca, con il cavolo cappuccio o con il radicchio rosso. Se siete curiosi di assaggiare quindi le nostre preparazioni, io vi invito a venirci a trovare e lo potrete fare però sempre con la solita modalità, quindi previa prenotazione attraverso i contatti che potrete trovare tra le pagine social o tra le pagine del nostro sito, dove noi siamo presenti e continuiamo a dare le nostre informazioni. Per il momento io vi saluto e buon esercizio a tutti, ciao!